Sono passati 149 giorni da quel maledetto 16 settembre, giorno in cui il velivolo Pony 4 delle Frecce Tricolori si schiantò al suolo nei pressi dell'aeroporto di Torino Caselle, uccidendo Laura Origliasso, bimba di 5 anni che in quell'istante si trovava in macchina con la sua famiglia nei pressi dello scalo piemontese. E ora, a distanza di 5 mesi, dopo una prima analisi, sono arrivati i primi parziali verdetti. Gli esperti incaricati dalla Procura di Ivrea di esaminare la carcassa del velivolo non hanno riscontrato elementi che confermino l'ipotesi di bird strike, ovvero l'ingresso di uno o più uccelli all'interno delle turbine del motore. Si tratta di risposte, come detto, parziali, arrivate dall'esame svolto con Luminol per cercare tracce biologiche sull'esterno del motore del velivolo. Risposte, però, che smentiscono l'ipotesi appunto del bird strike circolata dopo i primi istanti dalla tragedia e che pareva la supposizione più accreditata per spiegare la causa dell'incidente. Dopo la tragedia, il pilota Oscar Deldò, che si era eiettato dal velivolo prima dello schianto, era stato iscritto nel registro degli indagati per disastro e omicidio colposo. Adesso si dovrà quindi attendere una nuova perizia per esaminare l'interno del motore, che verrà smontato e analizzato.